E quindi innanzitutto la presidente del concorso e sindaca della città di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, cui cederò la parola. Abbiamo il signor Giuseppe Provaduzzo, vicepresidente della Camera Casassa Corriere di Vittorio, che è un sponsor della, della manifestazione, nonché anche qui la rappresentanza del consorzio Prosecco Conegliano Valdoviano del Prosecco di OCG che offre il primo tempo il denaro per questa edizione del concorso. Salutiamo anche qui presenti il vicepresidente di Banca Preati, il presidente dell'Associazione Noi per Noi, Fabio Salvador, che è qui presente insieme al direttore della filiale mediterranea di Banca Preati, Loris Segato. Grazie alla presenza. Banca Preati è un altro importante sponsor, è un sostenitore, anzi sostenitore soprattutto all'interno di un piano di appoggio e di sostegno alla cultura del comune di Vittorio ancora più ampio di quanto già non sia all'interno di questa manifestazione. Saluto con grandissimo piacere, per noi è un onore avere qui il direttore generale del Teatro di Fenice, il dottor Andrea Herri, cui poi daremo la parola dopo i saluti della sindaca. Grazie, grazie davvero. Sapete che l'orchestra del Teatro della Fenice, per l'occasione diretta dal maestro Alessandro Ferrari, eseguirà il concerto finale il 29 agosto alle ore 17 presso il Teatro Lorenzo da Ponte. E a proposito del Teatro Lorenzo da Ponte, abbiamo in sala il direttore del Centro Teatrale da Ponte e Edoardo Feinello. Grazie, grazie Edoardo. E il Centro Teatrale è organizzatore dell'intera manifestazione che si svolgerà appunto nella sua interezza presso il Teatro di Serravalle. Vado poi ovviamente a salutare l'organizzatore artistico, il maestro Stefano Carossa, che sta portando avanti un grandissimo lavoro sia dal lato organizzativo sia dal lato artistico, e prenderà poi la parola per avviare eventualmente, se si connetterà, speriamo riesca. Ha avuto un piccolo problema, però il direttore artistico della manifestazione, il maestro Francesco De Angelis, per la terza edizione è il direttore artistico, primo violino alla Scala di Milano, ha una carriera eccezionale, avviato in qualche misura, direi decisivamente, dalla vittoria nel 1983 del concorso Città di Vittorio Veneto. Quindi insomma un'affezione ovviamente che lega ormai da 30 anni il maestro De Angelis nella città di Vittorio Veneto. Abbiamo altre figure importanti in sala che rappresentano realtà che sostengono sia dal punto di vista morale, affettivo, ma anche dal punto di vista economico, attraverso la messa in palio di borse di studio per specifiche esecuzioni, per specifici riconoscimenti che verranno determinati dalla giuria. Abbiamo appunto diverse realtà che mi onoro di salutare con affetto. Parto qui davanti, abbiamo Paola Benvenuti e Piero Benvenuti, che sono due dei figli di Mario Benvenuti, il maestro Benvenuti, il fondatore del concorso per tanti anni, insomma, anima di questo importante e prezioso evento per la città. E la famiglia tiene a sostenere attraverso una borsa di studio è dedicata al finalista più giovane della competizione, ma in generale mi sento di dire si percepisce chiaramente la realtà e l'affetto verso questa manifestazione che arriva dalla famiglia, quindi davvero grazie e un ricordo al maestro Mario Benvenuti. Poi abbiamo il presidente dell'Opera Club Conigliano Vittorio Veneto, l'avvocato Umberto Roma. Grazie mille, avvocato, per la presenza. Un grande piacere, così come un piacere avere la vicepresidente dell'Anno Sperto di Vittorio Veneto, la dottoressa Susanna Pitti, grazie, storica, dirigente e tante altre cose all'interno della nostra comunità. Grazie. E anche Aston Commercio, rappresentato da dottoressa Chiara Palometti, sostiene il concorso, quindi grazie Chiara per la presenza. Ovviamente ringraziamenti da estendere al Presidente di Banca, Beatrice Secchi, a tutto il Consiglio direttivo. E poi
E last but not least, però, Andrew Foran, che è il direttore del Ponte Opera Festival, questo meraviglioso progetto che ha portato la grande opera a Vittorio Veneto da ormai 3 anni. Quest'anno si conclude il trittico mozartiano-pontiano, e appunto con la produzione, l'esecuzione, la presentazione delle notti di Figaro il 9, 11 e 13 settembre presso il Teatro Lorenzo da Ponte, e ci sarà un momento in cui gli artisti del Da Ponte Opera Festival saranno protagonisti, perché nella serata del 28 agosto, venerdì 28 agosto alle ore 21, ci sarà un momento dedicato appunto a Mozart da Ponte con esecuzioni di 2 quartetti, uno che viene composto da allievi del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, un altro quartetto composto da allievi del Conservatorio Agostino Stefani di Castelfranco Veneto, l'intermezzo ad opera appunto degli artisti e del pianista ufficiale del Ponte Opera Festival ci regalerà delle arie tratte dalle nozze di Figaro, quindi una serata ovviamente speciale, dedicata in particolare alla, alla gloria cittadini, insomma, a Lorenzo da Ponte in occasione di questo concorso. Credo di aver nominato tutti, ovviamente salutare il conservatore del Museo Stato Tabacco, tutti gli uffici che prima di tutto tengo a ringraziare come sempre per l'enorme lavoro che portano avanti, e quindi grazie davvero a tutti i presenti, a Caterina Arrigo, e ovviamente grazie alla stampa per la gentile presenza e collegamento anche alla squadra di comunicazione social del Teatro alla Fenice. Prego, Sì. prego Silvia. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti. Io generalmente faccio parte di introduzione all'assessore alla cultura Enrico Paduan, giusto per far capire quanto lavoro c'è dietro ad ogni evento. In particolar modo voglio ringraziare, permettetemi in premessa, l'assessore per la cura con cui ha preparato questo 34esimo concorso Città della Vittoria di violino, e come sapete, secondo il mio punto di vista, è l'evento forse più importante in assoluto che la città di Vittorio Veneto tiene, e naturalmente tendenzialmente ogni 2 anni. E quello che volevo dire è che ogni persona, ogni realtà che concorre alla realizzazione di questo importantissimo concorso è una realtà fondamentale. E ognuno di voi, qui rappresentanti, è un tassello che non può mancare in quello che è stato praticamente cioè, la squadra che poi realizzerà il concorso. Questo per dire che tutto è stato preparato con enorme serietà, con enorme attenzione, cercando di portare, ciascuno cerca di portare il meglio delle proprie realtà. Non è un evento preparato in fretta e furia, come ogni tanto succede, ma è ripeto, questa volta è stata messa molta cura, molta attenzione, molta disciplina, e io penso che il risultato sarà sicuramente straordinario. Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi, non mi ripeto nell'elenco, per aver aderito, per sostenere questo importante evento, e in particolar modo voglio salutare il direttore appunto della Felice, e voglio ringraziare veramente della loro disponibilità ad essere presenti a questo concorso. Per noi è un tassello fondamentale questo rapporto che abbiamo con la città di Venezia, e l'ho detto di più volte, dobbiamo cercare di riprendere questo legame che da tantissimi anni, da secoli, ha sempre contraddistinto la nostra città di Vittorio Veneto, con appunto quella che è la realtà di Venezia, in particolar modo della realtà della Fenice. Quindi veramente grazie. E non mi dilungo altro, nel senso che vorrei appunto far risaltare, ripeto, quello che per noi, ripeto, come amministrazione
è sicuramente l'evento più importante. Abbiamo anche, possiamo dirlo, impegnato delle risorse importanti dal punto di vista economico, come è giusto che sia, come è giusto che la cultura abbia delle risorse a disposizione e ne siamo molto fieri di aver fatto questa scelta, consapevoli anche dell'impegno delle spese che ci sono, però crediamo che Città di Vittorio Veneto non possa dare il maggior risalto possibile a questo concorso nazionale, internazionale, scusatemi, di violino. Quindi io veramente auguro a tutti voi un buon concorso, nel senso che ci saranno sicuramente gli allievi e i maestri musicisti a fare il concorso, però aspetta anche noi partecipare attivamente a quello che sarà questo grande evento per la città di Vittorio Veneto. Grazie. Io continuerei con il giro degli interventi invitando al tavolo il direttore generale, il dottor Andrea Negri, la Felice. Buongiorno a tutti voi. Mi chiamo Andrea Erri e sono molto felice e onorato di essere qui oggi. Perché oltre a rivolgere un saluto, un caro saluto anche molto affettuoso alla sindaca Bagliana, che molto si è prodigata per averci e per avere un concorso che fosse all'altezza di quello che questa città merita, all'assessore alla cultura Enrico Padoan e anche al direttore artistico Francesco De Angelis, che mi pare di aver intervisto prima in abiti civili, quindi non in abiti, diciamo, di scena. E vi voglio un attimo riepilogare quello che è stato. Vi porto prima di tutto i saluti del sovrintendente Nicola Colobianchi, che mi prega di salutare tutti voi. Ehm, Nell'annunciare quindi che sarà proprio la nostra orchestra in una composizione anche piuttosto ricca ad accompagnare e eseguire il concerto finale di questo 34esimo concorso internazionale Città di Vittorio Veneto, ehm, voglio ricordare che la nostra partecipazione avviene grazie a una rete straordinaria di sensibilità e di collaborazione. Qualche mese fa, infatti, ero stato avvicinato vicino al ponte alla Vera da Pozzo di Campo Santa Maria Mater Domini da un nostro primo violino, Anna Trentini, che si diceva molto preoccupata perché ci sarebbero stati dei problemi legati alla partecipazione, al fatto che qualche sponsor si sarebbe tolto dal concerto, è stato ripreso anche dai giornali. E voglio ricordarlo perché dovete sapere, gli artisti sono capaci di grandi contestazioni e non mi dilungo, immagino che tutti voi sappiate a che cosa alludo, però sono capaci anche di grandi gesti d'amore e di solidarietà. E difatti ho voluto citare appunto Anna Trentin perché è partito un po' da lei questo sollecito come primo violino a dire le giovani leve del futuro si troveranno a non avere occasioni di potersi mettere in mostra, di avere delle visibilità, no? Poi, successivamente a questo, siamo entrati in contatto con l'assessore Padoan e con la sindaca Bagliana, che sono venuti tutti e due a trovarci, e a seguito di questo, lo dico io perché mi sono speso abbastanza personalmente, io trovavo veramente assurdo che una città come questa, con tutto quello che ha rappresentato nella sua storia, non voglio ricordarlo io perché non sono uno storico, però il fatto che sia stata per oltre 30 anni sede del quinto corpo d'armata, che era quello che doveva difenderci nel momento in cui esisteva una contrapposizione tra Oriente e Occidente, in cui eravamo proprio nel mezzo, e quindi anche con un valore molto storico, ma un concorso così importante, e qui voglio anche salutare la famiglia
del maestro Benvenuti, che è stato il fondatore e che grande importanza ha avuto per poter lanciare e rendere Vittorio Veneto al centro di questa scena artistica così importante. Mi sembrava veramente assurdo che questa manifestazione non dovesse aver luogo. E quindi, parlando poi con il sovrintendente a seguito della riunione che ho citato poc'anzi, abbiamo così fatto un piccolo summit interno, abbiamo cercato di trovare una data in cui la nostra orchestra fosse libera, perché sapete abbiamo tempi molto lunghi, perché le stagioni sono annunciate con grande anticipo e quindi anche gli impegni dell'orchestra. E quando Vittorio Veneto ha chiamato, scusatemi se lo dico in modo così enfatico, noi abbiamo risposto presente. E siamo venuti, voglio sottolineare, con le sole spese dirette. Quindi, come abbiamo promesso alla sindaca a suo tempo, non siamo venuti per guadagnarci, ci abbiamo messo solamente il compenso che per legge dobbiamo dare di trasferta ai nostri musicisti e nulla di più. Questo per dare un segnale fortissimo che la Fenice, cari signori, non rappresenta un patrimonio solamente locale di una città, ma rappresenta un patrimonio di tutti. E abbiamo voluto dare appunto questo segnale forte per cui la Fenice, cari cittadini, care autorità e care istituzioni di Vittorio Veneto, sappiate che è anche vostra. Noi insomma, tanto ringraziamo le accorate e sentite parole del direttore Henry, ma in realtà al di là delle parole ha già detto tutto, nel senso che insomma come dire, la carica simbolica e concreta del supporto del Teatro della Fenice, dell'istituzione del Teatro della Fenice è evidente e ci permettiamo di dire rende davvero preziosa, ecco, in particolare questa edizione europea. E do solamente alcuni numeri che però la stampa troverà nella cartella, ma sono già stati diramati, ci sono state 60 iscrizioni, quest'anno abbiamo un numero sicuramente ragguardevole, che vengono da 12 paesi dell'Unione Europea e da 13 regioni italiane, quindi si tratta di numeri davvero, davvero importanti che ci permettiamo di dire rendono la competizione di Vittorio Veneto davvero la principale tra quelle riservate a violinisti e violiniste dell'Unione Europea. E mi permetto anche di aggiungere che oltre, ripeto, al cruciale sostegno del Teatro La Fenice, quello che credo sia importante da rimarcare ancora una volta è il sostegno di parte del territorio. Perché la cantina Casa San Cordiano Vittorio, Banca Prealbi, Consorzio EOCG, ASCO, con Famigerato Vittorio Veneto, che non ho menzionato perché non presente, ma anch'essi sostengono il concorso, Lions Club, Rotary Club, in generale i saperi che si mobilitano al territorio, incluso ovviamente anche in primis il maestro Stefano Da Rossa e il direttore Donato Fenelli e tutta la storia del centro teatrale, implicano vuol dire, una rete di soggetti del territorio che davvero credono nello stesso. Questo io credo davvero vada rimarcato da parte degli sponsor, del main sponsor, la cantina e dagli sponsor Banca Prealpi e il consorzio di OCG. Si tratta di sostegni importanti di cui siamo grati, sono sostegni da sottolineare e che dimostrano insomma, un'affezione a questa realtà davvero, davvero importante. Non ho menzionato la giuria, magari poi insomma, Stefano a dare un'illustrazione, sperando che si colleghi di nuovo il maestro De Angelis. Prima ho detto un'inesattezza, dicevo che l'intera manifestazione, l'intero evento si terrà
nel Teatro Lorenzo da Ponte, in realtà l'avvio, ecco di nuovo Maestro De Angelis, grazie maestro, in realtà il primissimo evento si terrà esattamente in questa sala, il 12 agosto alle ore 21, è il momento inaugurale, e il momento inaugurale che sarà un'intervista, ovviamente accompagnata da preziosi momenti di musica, che vedrà come intervistatori principalmente il maestro De Angelis e il maestro Stefano da Ros, ma come protagonisti i vincitori delle due precedenti edizioni del concorso europeo di violino. Quindi nel 2021 vinse Ikram Francesco Sodona, oggi presso il Conservatorio Steffani, comunque già una carriera importante, e nel 2023 vinse la Lettone Eva Tersalsikova, che quindi sarà qui presente, saranno qui entrambi presenti per un momento davvero bello, ecco, mi sento di dire, per lanciare questa edizione del concorso. Inviterei il maestro Da Rossa per... Grazie, buongiorno a tutti. Eh, Come è stato sottolineato dal dottor Hervey, e ringrazio per la presenza, per l'apporto fattivo, la differenza la fanno le persone, e nel portare in porto un'operazione artistica e culturale come questa, che ha un certo grado anche di complessità, la sinergia tra soggetti, enti di varia natura, anche giuridica, è importante. Quindi, se pensiamo alle persone, c'è stato un maestro, Mario Benvenuti, che negli anni 60 ha scelto Vittorio Veneto per posare la prima pietra di una costruzione artistica rilevante. Vittorio Veneto è stato capitale per anni del violino in Italia. Tutte le scuole d'arte italiane avevano Vittorio Veneto come punto di riferimento, grazie soprattutto all'intuizione di affiancare un corso le rassegne per studenti iscritti ad arco violino, violino e contrabbasso. Per molti anni la direzione artistica è stata curata in maniera impeccabile e lodevole da Fiorella Foti per molti anni. Poi ci sono sedute amministrazioni con coordinamenti artistici, e c'è stata la scelta nel 2020 di riprendere la manifestazione con un'intuizione molto azzeccata da parte del maestro De Angelis di circoscrivere la competizione in ambito europeo. Questa stessa impostazione è stata condivisa e supportata dall'attuale amministrazione, e devo dire che, toccato con mano anche nei contatti che ho avuto questi giorni con i componenti della giuria, da parte dei giurati di statura internazionale c'è la consapevolezza che si viene a Vittorio Veneto per dare un contributo artistico in qualità di valutatori, e non certo per avere vetrine personali. A tal proposito, in questi giorni mi sono sentito più volte con il compositore Fabio Vacchi, presidente di giuria, persona di altissimo profilo artistico, sei il principale compositore vivente italiano, che è molto conosciuto dalla Scala, da Accademia Santa Cecilia e dei più importanti teatri del mondo. E poi mi ha chiesto di portare il suo saluto in questa sede. Al di là dell'aspetto quantitativo, cioè i 60 concorrenti, che è un numero rilevante, va sottolineata, a mio avviso, anche l'elevato livello medio dei partecipanti, perché leggendo i curricula, che sono per il momento riservati agli uffici della direzione artistica, all'assessore del sindaco, da questi curricula si evince che almeno una quindicina, quindi un quarto del concorrente, sono pluripremiati, sono già in carriera, nonostante abbiano 20-22 anni,
già si sono esibiti con orchestra, quindi con parti solistiche, nei concerti che noi chiediamo come prova finale. Quindi ci aspettiamo, oltre che una partecipazione significativa dal punto di vista numerico, anche molto importante dal punto di vista qualitativo. Adesso non voglio dilungarmi per sottolineare appunto ancora l'intervento e il contributo di varie persone, ma è stato già detto che questo testimone artistico è stato preso questi anni dal maestro De Angelis, che a Vittorio Veneto nel 93 ha conseguito il primo premio all'unanimità, come presidente di commissione Giuliano Carmignola, che 10-15 anni prima aveva vinto il Vittorio Veneto, e in seguito a questo il maestro De Angelis, anche in seguito alla vice del Vittorio Veneto, è salito alla ribalta nazionale e internazionale di lì a poco, dopo aver fatto per un paio d'anni in spalla alla Fenice, ha vinto il concorso. Il presidente Muti ha vinto il concorso nel primo violino e concertante alla Scala. E quindi lascerei la parola a lui per il completamento di questa mia parentesi artistico-organizzativa. Poi se c'è qualche domanda, qualche curiosità, insomma, siamo qua per rispondere magari anche su aspetti più tecnico-organizzativi che magari non possono essere così noti a. Grazie ancora, sarà una bella lezione e come sottolineatura ultima abbiamo un paniere di ben 12 concerti premio che vengono assegnati, sono già impegni formali, oltre che dalle Fenice, dal Teatro alla Scala, solisti veneti, 2 conservatori, enti concertistici di tutta Italia, e anche da questo punto di vista il concorso di Vittorio Veneto primeggia, perché andando a vedere i siti dei principali concorsi, se lasciamo da parte i giganti come il concorso internazionale Nicola Paganini di Genova, che peraltro ha un bilancio di circa 600.000 euro, quindi come capite bene, con soluzioni internazionali, un concorso che può garantire, rispetto alla sua storicità, è nato nel 1954, può garantire una trentina di concerti premio. Ecco, nel panorama europeo potremmo dire che oltre ad essere l'unico concorso destinato a violinisti della comunità europea, è un concorso che offre un ricco paniere di concerti che sono il premio sostanziale, oltre al premio in denaro, il premio nominale di aver vinto il concorso, ma sono veramente vetrine e trampolini di lancio che non a caso ricordo, poi chiudo, che il primo vincitore Vicar Francesco Sedona, sfatando il mito Nemo profeti di patria. Noi non lo conoscevamo, è dimoriato, ma non lo conoscevamo perché ha fatto gran parte della sua formazione all'estero. Ecco, ricordo che oltre ad aver svolto i concerti premio gratuiti con l'Orchestra del Fenice, dopo un anno ci ha contattati il sovrintendente Fortunato Tombina, che da un po' di mesi è alla strada, chiedendo la disponibilità di Vicar Sedona per andare ad Hamburgo a tenere un paio di concerti con l'orchestra. Per cui sono questi poi le vere medaglie, le vere opportunità concrete artistiche che permettono ai vincitori di Vittorio Veneto poi di farsi conoscere in giro per l'Europa e nel mondo. Scusate se mi sono dilungato, lascio la parola al maestro De Angelis. Buongiorno a tutti. Io ho sentito tutto anche se non mi si vedeva. Mi trovo qui nella scuola di Sion dove insegno perché avevo un appuntamento di lavoro in contemporanea e sono riuscito, insomma, non ho il dono dell'ubiquità, ma ci sto provando. Niente, è stato detto quasi tutto. Io volevo a questo punto ringraziare
tutte le persone che permettono la realizzazione di questo evento, perché io come direttore artistico posso anche avere delle idee, ma senza le persone diciamo predisposte alla realizzazione io non posso fare nulla, a cominciare dall'assessore per poi vicino a questo concorso è Stefano Daros e naturalmente al sindaco di Vittorio Veneto come al dottor Henry nello specifico per quanto riguarda l'arrivo dell'orchestra, perché è una cosa veramente che dà tantissimo lustro al concorso ed è un'edizione che consacra finalmente il rilancio del concorso stesso, dopo aver passato dei momenti, diciamo, un po' di bassa, se così vogliamo dire. Posso dire che l'intuizione del concorso europeo finalmente si è rilevata giusta, perché a quanto pare il concorso di Vittorio Veneto è, se non il più importante, uno dei più importanti concorsi europei in questo momento, quindi abbiamo pochissima. Mi sentite? Sì, sì, certo. Sì. Niente, sento un ritorno strano. Sì. È la mia voce? La sentiamo bene. Oh, ok. Quindi dicevo che all'inizio magari l'idea di trasformare il concorso in concorso europeo, concorso nazionale di Vittorio Veneto in concorso europeo è stata un'idea un pochino, diciamo, non dico criticata, ma presa con qualche incertezza, con qualche dubbio. A questo punto credo che veramente sia stata una soluzione brillante per il proseguio di questo concorso, perché conserva tutta la natura della nazionalità dell'evento, ma con un'apertura importante che dà lustro all'evento stesso. Quindi sono contento che continuiamo con questa natura, nel senso del concorso europeo, perché credo che ci dia un futuro prospero. Volevo ringraziare tantissimo per le sue parole il dottor Henry e di conseguenza anche la mia collega della Fenice, già che è stata nominata dallo stesso, perché hanno permesso appunto l'arrivo dell'orchestra, e che è una cosa veramente importantissima per la finale e per tutto il concorso. Voglio ringraziare anche tutta la commissione che arriverà tra qualche settimana, che è di primo ordine, a cominciare dal presidente Fabio Vacchi, del quale ho scelto anche un brano per la seconda prova, dove c'è un brano di musica contemporanea, tra l'altro un bellissimo brano, che è stato eseguito per la prima volta da un altro componente della giuria, che è Pavel Vernikov, che è un'istituzione veramente di tutte le giurie internazionali dei concorsi di tutto il mondo. Ecco, così anche Livia Sellin, che arriva da Vienna, che è il primo violino di un trio molto famoso, nonché la responsabile degli archi dell'Università musicale di Vienna, così come Roland Dugareil, che è il primo violino della Radio France e insegnante al Conservatorio di Parigi, che ho avuto modo di conoscere proprio qui dove insegno come commissario esterno degli esami che faccio con i miei allievi, che ha una competenza e una competenza straordinaria e un modo veramente super gentile e a modo di esporre i suoi commenti, le sue critiche strumentali e musicali.
molto famoso quindi anche come insegnante, quindi, e non poteva mancare ancora una volta Ernesto Schiavi, il fondatore della Filarmonica della Scala, che nella sua carriera di presidente della Filarmonica ha dato modo ad artisti giovanissimi di diventare quello che sono diventati, come Julian Rachlin o Leonid Kavakos, insomma, sono tra i nomi più importanti del panorama solistico internazionale, sono partiti dalla Filarmonica, quindi è un ex violinista della nostra orchestra che ci ha visto lungo, e non solo nel fondare l'orchestra, ma anche nell'intuizione di questi grandi talenti che poi si sono affermati nel tempo. Un ringraziamento speciale a Stefano Daros, con il quale non potrei da remoto entrare nei dettagli organizzativi. Lui è straordinario ed è una spalla insostituibile, ecco, per quanto per quello che posso dire, insomma. Niente, vi aspetto tutti al concorso, che sarà un'edizione importantissima e per l'orchestra della Fenice e per i candidati, come è stato prima annunciato da Ross, di prim'ordine. Tra l'altro abbiamo avuto 62 domande, di cui 2 non abbiamo potuto accettarle perché è arrivata in ritardo, ma insomma è un numero importante, speriamo arrivino tutti e vinca il migliore, come sempre. Grazie infinite al maestro Milano, direttore artistico, per la terza volta che ha già vincito del concorso nel 93. Io intanto approfitto per ricordare i patrocini ricevuti, il Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Treviso. Ricordo che il concorso europeo di violino è parte dei grandi eventi della Regione Veneto all'interno delle iniziative dedicate a Lorenzo da Ponte, quindi grazie davvero anche alla Regione, insomma, in primis, oltre agli altri insomma, autorevoli patrocinanti per il sostegno. Anche un grazie, tengo a dire, all'amministrazione comunale precedente per aver, insomma, dopo tanti anni di pausa, aver riaperto, ecco, il percorso per questo concorso a cui tutta la città tiene in maniera cara. Io inviterei ora Giuseppe Colatuzzo, che è qui in rappresentanza sia della cantina Collegiale Vittorio Casassa, sia del consorzio Collegiale Valdobbiadene Prosecco di OCG, e mi permetto di dare un saluto particolare al presidente Stefano Zarette, perché insomma abbiamo sentito tantissimo la sua vicinanza, la sua attenzione anche in questo provvedimento. Vi lascio questa sedia. Buongiorno a tutte e a tutti. Parlare di denaro sponsor in una manifestazione di questo tipo mi mette un po' a disagio, però voglio mettere insieme, soprattutto sono rimasto impressionato dalle parole del dottor Harry, mi pare si chiami, sì, ecco, per il suo senso culturale. Voglio mettere insieme queste due cose. Io rappresento adesso in questo momento sia la cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casassa, sia il consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore. Bene, tutte e due queste realtà hanno a cuore comunque la cultura di questo paese, quindi finanziare, dare delle possibilità a manifestazioni di questo tipo di potersi esprimere è una delle cose che a noi piace fare. Io ho detto sempre anche all'interno del consorzio che una parte di quel valore che le aziende agricole hanno lo debbano in qualche maniera ritornare al territorio in forma di cultura, in forma di manifestazioni, per alzare il livello culturale anche dei nostri paesi, delle nostre città. Ne abbiamo bisogno di tutte queste cose. Quindi noi lo facciamo appositamente, e soprattutto Stefano Zanetti, che prima rappresentava il consorzio del Prosecco DOC e finanziava questa attività, adesso la finanziamo come cantina sociale. Noi ci teniamo questa realtà.
ci teniamo oltretutto alla città di Vittorio Veneto, dalla quale nasciamo, no, evidentemente, ma ci teniamo a tutto il territorio, perché noi abbiamo produttori oggi che vanno da San Pietro di Feletro ad Aquileia. Abbiamo 1400 soci che hanno 3500 ettari. Siamo la nona azienda produttrice di vino in Italia, quindi siamo una realtà che è diventata, oltre anche alle volte mi chiedo io, mi dico io sono capitato in una cosa che è molto più grande di quella da cui sono venuto, perché io vengo dalla piccola cantina di una volta, che era la cantina sociale di Conegliano di via Maggiore Piovesano. Quindi, peraltro, noi, o meglio Stefano, ci siamo inventati anche una bottiglia commemorativa per questa edizione. Quindi abbiamo studiato, abbiamo fatto un'etichetta apposita, semplicemente per dare anche lustro sia ai nostri produttori, sia alla cantina, perché dobbiamo mettere insieme, come dire, l'eccellenza del territorio, che è il Prosecco, sostanzialmente, con l'eccellenza culturale che siamo in grado di esprimere. Quindi noi siamo molto felici di essere degli sponsor, parliamo di vil denaro, ma con quello, come dire, si possono portare avanti le iniziative, e quindi auguri a tutti e buon concorso a tutti. Grazie. Grazie mille. Inviterei ora il vicepresidente di Banca dell'ANPI, Flavio Salvatore. Prego. Si può parlare? Sì. Va bene. Buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto tutte le persone che hai nominato. Io porto i saluti del nostro presidente Carlo Antiga, del consiglio di amministrazione e della direzione, Banca Carpi sul viaggio. Non sono maestro. Tutti i maestri non sono maestri, semplice ragioniere. Però, insomma, dai, siamo presenti come banca di credito cooperativo. C'è un legame tra banca di credito cooperativo e il territorio, specie anche qua a Vittorio Veneto. Noi siamo presenti a Vittorio Veneto con la filiale dal 1991 e possiamo dire di essere sempre stati vicini alla città, alle persone, alle comunità, alle associazioni in tante maniere, supportando quello che è le manifestazioni culturali, le associazioni che vanno dalla scuola allo sport, alla cultura. E quindi se il credito cooperativo, che è una banca del territorio, è un patrimonio del territorio e come tale quindi deve essere vicino a tutti. Ritengo che la cultura e la musica in maniera particolare sia un mezzo per comunicare. La musica si esprime con un linguaggio che è universale, è sempre stato un momento di aggregazione, specie il violino. Il violino, sì, non sta mai a dirlo, ma da quello che so è nato verso il XVI secolo e è nato come strumento per musica paesana e poi si è via via così allargato ed è diventata uno strumento che esprime musica di valore, di culto, quindi nelle chiese e nei palazzi. Ecco, direi quindi che è un messaggio trasversale, uno strumento universale per quel che riguarda la cultura, come lo sono le banche di credito cooperativo, per natura, organizzazioni aperte. E quindi ecco, ci sembra che la nostra missione, anche attraverso questa manifestazione, sia il momento proprio ideale per poter esprimere quelli che sono i nostri valori e quindi i valori che legano le generazioni. Se abbiamo detto che è uno strumento che ha attraversato i secoli, è uno strumento che lega quindi con la sua musica tante generazioni. E specie in questo momento in cui siamo un po' impadroniti da quella che è l'intelligenza artificiale che ci slega, che sfilaccia quelli che sono i rapporti, i legami della società, perfino familiari, no? E quindi cerchiamo di ritrovare noi stessi attraverso la cultura. Mi sembra che la musica sia un buon elemento, un buon mezzo per riavvicinare le persone, specialmente i giovani, ai quali noi teniamo molto. Abbiamo in piedi molti sostegni per i giovani
e credo che questo produrrà buoni frutti per tutti quanti, per la società, per la comunità, ed è un patrimonio che noi vogliamo salvaguardare e tramandare ai posteri. Grazie. E a questo punto chiederei se qualcuno ha un intervento, forse un intervento da parte delle altre realtà presenti. Vedo, Non posso venire qua, potete meglio che venga andato a Roma, Sì, prego, prego. per Rotary, prego. Sento il dovere, ecco, in ragione della stessa, non è una ragione sociale, ma è la denominazione del club Rotary che è Conegliano Vittorio Veneto. Non vi racconto la storia che sarebbe stato Vittorio Veneto Conegliano. È lietissimo il consiglio direttivo di avere concorso a questa iniziativa, anche perché essa si inserisce nel filone dei service intrapresi dalla mia predecessora, dal mio predecessore, proprio come funziona l'italiano, la dottoressa Favarato, che ha puntato moltissimo sui giovani. Io ho condiviso nella mia amata l'azione e ha puntato sui giovani con iniziative musicali. Menziono solo i concerti meridiani intrapresi a Conegliano ogni domenica, ad eccezione del mese di agosto, mezz'ora, che coinvolgono tutte le scuole di musica di più province della regione, a beneficio dei giovani musicisti. E quindi questo corso per violino rientra nelle corde in senso stretto e in senso lato. E già in passato il nostro club intese di sostenerlo. E poi consentitemi, dato che siamo in questa città di Vittorio Veneto, 2 uomini, sindaci e past presidenti del club, cioè Mario Botteoni e Anno Toffoli, ai quali che so che sono stati anche sostenitori e parzialmente ispiratori di questa iniziativa. Quindi un grazie di cuore all'amministrazione comunale, al signor sindaco e abbiamo avviato a livello telefonico con l'assessore una conversazione quasi come 2 fidanzati. Io ero impegnato per ragioni di ufficio a Barcellona con l'Università di Padova, ma è stato bellissimo. Grazie veramente di cuore e auguri. Grazie. Grazie. Grazie tanto. Grazie. Se qualcuno ha piacere, io darei, prima della chiusura da parte della sindaca, chiederei alla coorganizzazione, quindi Edoardo Feinello, dare un saluto. Sì, perché sennò sentono dalla fine. Ringraziando davvero tutti e tutte per la presenza. Bene, bene, Edoardo, grazie tanto. Buongiorno a tutti, grazie mille dell'invito su questo palco. Non voglio dilungarmi più di tanto. Ovviamente, come è già stato detto dalle altre persone che si sono sedute qui, soprattutto ringrazio anche gli sponsor e chi ha offerto anche le borse di studio. Certi eventi sono fondamentali non solo tanto per riempire la parola cultura, che è una parola che ormai prende anche un po' di tutto, no? Quindi per cultura si intendono troppe cose, a volte c'è il rischio che i cittadini non capiscano cosa significa cultura, ma io credo soprattutto che eventi del genere ci ricordino, e in questo sposo le parole del professor Henry, che la musica, il teatro, la danza in generale, tutte le cose favolose che sono state in grado di fare gli esseri umani da prima che voglio dire, nascesse qua nella civiltà, ci ricordano a tutti che sono gli elementi più importanti e fondamentali per capire e per vivere la realtà che ci circonda. Basta, grazie. Grazie. Chiudo? Vado. Ok, quindi siamo giunti alla fine di questa conferenza stampa che a me è piaciuta tantissimo perché, come ho detto prima, coloro che sostengono
questo concorso europeo di violino, lo sostengono con tanta passione e dedizione, cioè credono in quello che stanno facendo. E questo si è sentito dalle parole che sono state espresse poc'anzi da quelli che sono intervenuti. Quindi rinnovo veramente i ringraziamenti a tutti, alla cantina sociale, a Banca Prealpi, che ripeto è sempre presente e supporta qualsiasi iniziativa con un impegno anche importante delle nostre iniziative a livello amministrativo e delle associazioni varie sul territorio. E non mi resta di nuovo di ringraziarmi veramente tutti, il direttore Andrea, e soprattutto anche voglio dire che dobbiamo essere fieri, ecco, di questo concorso europeo. Voglio salutare anche la famiglia Benvenuti, grazie di essere sempre presenti. E noi, città di Vittorio Veneto, dobbiamo essere fieri di questo importante evento culturale che abbiamo e dobbiamo anche dimostrare di essere all'altezza, ma sicuramente lo siamo, perché 34 edizioni sono veramente tante. E ringraziamo anche tutti coloro che le hanno portate avanti, sostenute fino ad oggi, e penso appunto, ripeto, che la nostra città abbia tutta la forza di poter continuare, di essere al centro in questo momento culturale a livello europeo, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo sentito prima. Ringrazio i direttori artistici, il coordinatore e tutti quanti. E il messaggio che voglio lanciare è che dobbiamo, ripeto, amplificare quello che è il valore di questo evento culturale. Naturalmente la grande responsabilità ce l'abbiamo anche noi come amministrazione, ma chiedo appunto la collaborazione di tutti per far sì che ci sia un bellissimo proseguo del concorso, e sicuramente quest'anno sarà un concorso con un grande successo, e quindi vi aspettiamo veramente in queste date che abbiamo appunto indicato dal 23 al 29 agosto nella città di Vittorio Veneto, e con un grande benvenuto a tutti. Grazie per la presenza di oggi.